Era il 15 febbraio quando nei punti allestiti in tutta la provincia l'ULSS 6 Euganea partiva con la vaccinazione dei nati nel 1941. A 7 mesi di distanza sono proprio loro, gli ottantenni, i primi anziani destinatari delle 12.000 terze dosi di vaccino cosiddette booster messe a disposizione sul portale vaccinicovid.regione.veneto.it/ULSS 6. Dose booster è in inglese, in realtà in italiano è un richiamo. Quindi intanto è un richiamo per chi ha fatto le 2 dosi e tra la seconda dose e il richiamo, stiamo parlando di richiamo, sono previsti, deve esserci insomma un periodo minimo di 6 mesi. Quindi non è consigliato fare, diciamo, un richiamo prima dei 6 mesi per gli anziani sostanzialmente. 6 mesi quindi devono essere passati dall'ultima somministrazione di vaccino anti-Covid, come da certificato rilasciato dai sanitari, ma nessuna preoccupazione, spiega la dottoressa Gottardello, perché il sistema attua in automatico un controllo. Una persona va a prenotare, magari non sono passati 6 mesi, 4, 5, non riesce a prenotare. È proprio un controllo che la regione ha messo per aiutare le persone un po' a fare i calcoli, perché ci può essere sempre l'anziano che si sbaglia, eccetera. Per cui non preoccupatevi, se non riuscite, vuol dire che non è trascorso il tempo giusto per poter fare la dose di richiamo. Un richiamo necessario a sostenere il sistema immunitario più fragile negli anziani, che va fatto in assenza di gravi reazioni avverse alle prime 2 dosi. Perché ha anche il sistema immunitario vecchia. Per cui questo è proprio un aiuto che si dà al sistema immunitario degli anziani.